Eccoci qua. Allora, il mio più cordiale buon pomeriggio a tutti quelli che abitualmente seguono questa mia diretta. È una diretta di cartomanzia dove tutti potete accedere. Chiamando al numero che vedete in sovraimpresso, ok? Quindi la diretta è esclusivamente per andare in diretta. Quindi voi da casa, voi tutti che volete parlare con me, basta telefonare al numero che vedete in sovraimpresso e potete tranquillamente parlare con me, potete chiedermi quello che volete perché ci sarà sicuramente una detta lettura di carte per ognuno di voi. Quindi basta telefonare al numero che vedete sovraimpressi, il 338 759 2214, e potete farmi una domanda, non ci sono problemi, va bene? Allora, pronto? Sì, Cleo, Angela. Angela, in diretta? Va bene, sì. Ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Allora, Angela, gentilmente mi devi dire cosa vogliamo vedere. Se vedi guadagni, Se vedo? se vedi qualche guadagno, Se vedo qualche guadagno, come no? Vediamo subito. grazie. Prego, prego, prego. Allora, mi dai la tua data? Sì, 4 novembre 1982. 1982, perfetto. Allora, ascolta Angela, io mischio le carte, tu mi dirai fermati quando vuoi. Ok. Stop. Allora, dammi un numero da 1 a 3. 3. Il 3, perfetto. E andiamo a verificare. Angela, allora, anzitutto vedo una notizia in arrivo per te proprio per quanto riguarda collegato con il guadagno. Infatti mi esce la carta come vede, la carta del denaro. Ah, ok. Se riesci a vederla, Sì, meno male sì. vedi la carta del denaro. Quindi dal mio punto di vista ci sarà una buona entrata economicamente. Ok. Mi esce anche la ruota della fortuna, Sì. quindi avrai una buona entrata, questo nel periodo di marzo però, Ok. quindi il periodo di marzo ci sarà questa nuova entrata economica che avrai buoni riscontri, Ok, Cleo. va bene? Sì, senti, un'altra cosa, sì, se posso. Dimmi. Per la casa, quel problema lì. Qual era il problema? Fammi ricordare bene. Se quella persona riesce a fare il caso Se, rie- entro il 9 marzo, se ci sarà riuscita, giustamente? cioè a mio favore, diciamo, Sì, sì, ecco, è per chiaro. farti capire, È chiaro, questo l'abbiamo che capito. sarebbe meglio che non la prende. Questo l'abbiamo capito. Allora, dai, fermami quando vuoi, io mischio le carte. Stop. 1, 2, il 3. 2.
Diciamo che la riuscita ci sta, Angela, ma ci vorrà un po' di tempo in più, ma ci sarà la riuscita perché vedo delle persone che si stanno impegnando Sì? per questa riuscita. Quindi lo faranno il Sì, pagamento? lo faranno, sta tranquilla. Perché, vabbè, poi ti spiego in privato, insomma, dai. Va bene. Va bene, comunque ti ringrazio, Cleo. Di niente, ti abbraccio. Un abbraccio. Ciao Angela, ciao ciao ciao. Eccoci qua, ringraziamo l'amica Angela che ha chiamato in diretta. Tutti potete accedere a questo servizio, è un servizio di cartomanzia che io effettuo da quest'oggi, tutti i pomeriggi alle ore 15, più o meno all'incirca, ci sarà questa trasmissione di cartomanzia in diretta con voi live su Facebook. Di niente Angela, un bacio forte, figurati, a tua disposizione. E quindi dove tutti potete chiamarmi per chiedermi di qualsiasi cosa. Io volevo fare un augurio di una prestissima guarigione a tutti gli ammalati, a tutti i detenuti una prestissima libertà, e che possa esserci per voi sofferenti un periodo migliore. Questo ve lo auguro da parte mia, e veramente di cuore. Niente, il Santoni di Avella qui presente offre questo servizio gratuito, non dovete pagare assolutamente niente, non si paga. Potete tranquillamente chiamare per avere la possibilità di chiedermi qualsiasi cosa. Io ci sono sempre per voi tutti e ci sarò sempre, quindi do la possibilità con queste mie dirette gratuitamente di chiedermi quello che volete. Semplicissimo, basta telefonare al numero che vedete sopra impresso ed potete chiedermi quello che volete. Ricordatevi che io dico sempre esiste il bene, esiste il male, questo io non mi stanco mai di ricordarlo, quindi esiste il bene, esiste il male, esistono le energie positive come esistono le energie negative. Chiunque ci può voler del male, chiunque ci può voler del bene. Quindi per le persone che magari stanno attraversando un periodo negativo, un periodo no, e vogliono scoprire il motivo, per quale motivo, o quale sarà il periodo positivo, chiamatemi, contattatemi, perché io posso darvi, attraverso una lettura di carte, posso darvi la risposta in merito al vostro problema. Va bene? Quindi per le persone che magari hanno un momento negativo e vogliono capire quale sarà il periodo più positivo per loro, io attraverso una lettura di carte o attraverso la mia veggenza posso accontentarvi, posso fare in modo di darvi una risposta in merito alla vostra data di nascita. Va bene? Allora, sappiate che Cleo opera dal 1979, faccio il possibile di dare un aiuto, dico il possibile perché non sempre possiamo intervenire, perché ci sono determinate situazioni che è impossibile intervenire, è impossibile
intervenire con esotericamente parlando, però in alcuni casi è possibile, e quindi per sapere, per capire, per problemi di cuore, problemi sentimentali, e volete una spiegazione logica, potete chiamarmi sia in diretta in questo momento oppure in privato dopo la trasmissione. Dopo la trasmissione potete chiamarmi in privato, come no, al numero che vedete nello scrollo. Per le persone che magari vogliono parlare con me riservatamente, vogliono capire per un problema di coppia, per un problema che riguarda i sentimenti e volete parlarne con me riservatamente, è possibile farlo anche in privato, sì. In diretta in questo momento è possibile, ma bisogna chiamare in diretta. Bisogna chiamare in diretta e dare la vostra data di nascita e potete avere qualsiasi tipo di spiegazione. Io nelle mie trasmissioni spiego sempre cosa sono le energie negative e anche quest'oggi voglio spiegarle nel modo giusto e corretto. Le energie negative fanno parte di noi esseri umani, fanno parte del mondo che ci circonda, quindi le energie negative fanno parte dell'essere umano. Perché io dico sempre che il nostro corpo aspira energie, può aspirare energie negative, può aspirare energie positive. Quindi cosa succede? Che se una persona non vi può vedere, se una persona non gli siete simpatici, è possibile che quella persona vi possa buttare, come si usa dire, il malocchio, bestemmie, malocchio e così via. E quindi può colpire la vostra persona attraverso queste energie di odio, attraverso queste energie, perché emano energie, attenzione, il nostro corpo emana energie, quindi attraverso il nostro corpo, attraverso la nostra rabbia, attraverso la cattiveria delle persone o della persona che non ti può vedere, può colpirti di queste energie negative. Perché dico sempre, esiste positività, esiste negatività, esiste il bene, esiste il male, ma il male, diciamo, che si sta impossessando dell'essere umano e quindi sta superando il bene, perché noi, se durante il giorno ascoltiamo un attimo quel che sono le notizie nei telegiornali, noi attraverso i notiziari, appunto, ce ne accorgiamo sempre di più che il male sta superando il bene. Tanta cattiveria in giro, tanto male che circonda il mondo e quindi stiamo andando alla rovina. Proprio perché c'è tanta cattiveria e c'è tanto male. Chiaro? Ed ecco perché dico sempre, volendo possiamo controllare personalmente attraverso la lettura delle carte cosa sta succedendo, cosa è che non va per la persona interessata. Chiaro? Quindi se volete, ripeto, se volete un consulto di cartomanzia
con il sottoscritto, il Santone di Avella, fatelo in diretta oppure privatamente dopo la trasmissione. In diretta basta, potete dire anche sono un'anonima, sono un anonimo, e io vi accontento tranquillamente. Basta dare la propria data di nascita e attraverso la data di nascita io vado a formulare una validissima lettura di carte per la vostra persona, o meglio per la vostra data di nascita. Ok? Allora, vediamo chi è interessato di avere un consulto con il Santone di Avella qui presente. Allora, io volevo aprire un discorso che va per le persone, un discorso che va per le persone che magari mettano commenti sotto ai video che io trasmetto ogni tanto, dei commenti, non dico negativi, dei commenti sciocchi, perché li definisco sciocchi perché scrivono a volte. L'altro giorno ho letto un commento addirittura che diceva la cartomanzia è contro la religione, la cartomanzia è contro Dio, la cartomanzia è contro la Bibbia e così via. Amici miei, non è così, perché la cartomanzia è una cosa talmente pulita, è una cosa talmente normale che non vedo alcun peccato. Chiaro, quando poi se ne vedono, se vogliamo parlare della religione, se vogliamo parlare di altre cose, se ne sentono, ultimamente se ne sentono di cotte e di crude riguardando lo schifo che sta combinando o che stanno combinando i religiosi. Io sono religioso anch'io, attenzione, sono un religioso, non pratico la Chiesa, ma sono un religioso, quindi penso di fare una cosa pulita, una cosa talmente pulita che non vedo alcun pecco per quanto riguarda la lettura delle carte. È sempre esistita. Che poi ci vogliono portare con mano a credere solo ed esclusivamente alla politica e alla Chiesa, allora il discorso è diverso. Qui c'entra poi il plagio, perché è semplice plagiare l'umanità per portarla dove lo si vuole portare. Ok? Quindi, ripeto, fare una lettura di carte non è niente di peccato, non ci vedo niente di strano, non ci vedo niente di negativo. La predizione c'è sempre stata, però, ripeto, noi siamo in un mondo dove siamo un po' tutti pilotati, siamo un po' tutti plagiati mentalmente a credere ciò che vogliono che noi crediamo o che dobbiamo credere. È chiaro? Questo non esiste, quello non esiste, la cartomanzia non esiste, i maghi non esistono, fare la dieta, quello non esiste, quell'altro non esiste, però poi esiste la politica, esiste la religione, le due cose che vogliano che noi dobbiamo credere, stop, niente altro. Poi il resto non esiste niente, il resto sono solo stronzate, quello ci stanno portando a fare e non è giusto. Perciò dico sempre, la cartomanzia non l'ho creata io, esiste da che mondo
e mondo, la cartomanzia, i fattucchieri, esistono ancora. Oddio, ce ne sono tanti che magari si improvvisano e non sono capaci di effettuare magari un ritorno d'amore, un legamento d'amore, e poi ci sono altri che magari sono bravi. Questa è la vera situazione attuale, ragazzi, amici e tutto quanto. È la vera situazione attuale, perché oggi come oggi non si crede più a niente, siamo degli umani tanto per esserci umani, ma non lo siamo, perché siamo tutti plagiati dal sistema attuale, tutti controllati, tutti plagiati, siamo diventati zero. Questo è il discorso, ma a noi sta cosa poco ce ne frega, perché ripeto, io le mie trasmissioni da oggi in poi saranno queste, dove all'incirca un'oretta io parlerò di esoterismo, parlerò di problematiche che ci circondano e tutto quanto. Quindi andiamo a toccare il tasto del malocchio. Il malocchio esiste e appunto c'è un detto che dice: il malocchio è peggio delle scoppettate. Quindi è sempre esistito ed esiste, fa parte dell'essere umano. Ma voi immaginate, amici miei, io vi voglio far capire una cosa. Prima dell'era di internet, prima dell'era del sistema comunicativo informatico, per avere una foto di una persona, per vederla, o per sapere i dati di una persona, non era facile, perché c'era la paura che la persona poteva, attraverso la data di nascita, attraverso la fotografia, poteva fare qualche malocchio. Io vi parlo ai tempi delle nostre nonne e nonni, quindi c'era così tanta la paura che se una persona si impossessava di una foto o di una data di nascita poteva fare un malocchio, addirittura poteva fatturare una persona. Oggi non più, oggi la data di nascita la troviamo ovunque di una persona, la foto di una persona la troviamo ovunque, quindi chi magari vuole fare del male a un'altra persona, facilmente attraverso una foto, attraverso una data di nascita, è possibile farlo. Ecco perché il mondo sta cambiando, il mondo sta andando sottosopra, io dico sta andando sottosopra, è chiaro. Voi immaginate che io perciò dico, io nelle mie trasmissioni che io metto a disposizione del pubblico che mi segue, gratuitamente io effettuo consulti di cartomanzia e veggenza, quindi le persone che vogliono sapere, che vogliono capire, che vogliono scoprire, possono tranquillamente telefonarmi in questo momento e possono avere un consulto, una consulenza col Santoni di Avella, che cose che praticamente non dovete sottovalutare, perché ci sono persone che prenotano, vengono da vicino pagandomi per avere un consulto, una consulenza con il sottoscritto. Io sto a mettere a disposizione questo servizio, quindi voi secondo me state un po' sottovalutando quel che questa diretta televisiva live su Facebook la state un po' sottovalutando, perché non capita, diciamo, sempre che gratuitamente io mi metto qua ad
darvi la possibilità di farvi un consulto gratuito. Perciò dico, approfittatene in questa occasione, perché io un'oretta ogni giorno la metto a disposizione per voi pubblico che mi seguite, ok? Quindi ripeto, per le persone che vogliono una consulenza di cartomanzia o di veggenza con il Santone di Avella qui presente, potete tranquillamente averla. Il modo per poter avere una lettura di carte in questo momento è quello di telefonare in diretta al numero che vedete in sopra impresso, al 338 759 2214, e potete chiedere quello che volete solo attraverso la vostra data di nascita. Potete dire sono un'anonima oppure sono un anonimo. Io non voglio sapere il vostro nome, mi dovete dare la data di nascita e il problema da controllare attraverso una validissima lettura di carte. Tutto qua. Semplicissimo, semplicissimo. Sappiate che io mi occupo di problemi sentimentali, quindi per coloro che hanno dei seri problemi sentimentali possono tranquillamente contattarmi sia in diretta che in privato, ok? Quindi approfittatene adesso chiamando al numero che vedete in sopra impresso, il 338 759 2214. È una diretta televisiva, sono le ore 15:40 minuti primi. Salutiamo a tutti quelli che sono in ascolto in questo istante. Ciao Alfonso Barberisi, buona visione, buona giornata a te. E aspettiamo le vostre telefonate. Un augurio da parte mia di prestissima guarigione per tutti gli ammalati. Per tutti voi invece che avete dei dubbi e volete sapere della vostra vita o magari del vostro periodo negativo, potete chiedermi una consulenza, ripeto, del tutto gratuito. Non dovete pagare assolutamente niente. Il numero che vedete è un normale numero di un telefonino, il mio telefonino, quindi non dovete assolutamente pagare niente. Attraverso una semplice telefonata potete avere questo servizio, o meglio approfittarne di questo servizio, con Cleo, il Santone di Avella. Ripeto, mi occupo di esoterismo, di problemi di coppia, problemi sentimentali, quindi se avete qualche problema che riguarda i sentimenti e ne volete parlare con me, lo potete fare sia in diretta che in privato dopo la trasmissione. Invece in diretta in questo momento potete solamente chiedermi per un consulto di cartomanzia, potete rimanere anonimi, attenzione, sono un'anonima o sono un anonimo, voglio sapere per questo o per quello, e io vado a fare una lettura, una validissima lettura di carte per il vostro problema, ok? Vediamo un po' chi desidera avere un consulto. Le linee sono libere.
Il numero da chiamare è quello che vedete in sovraimpresso nello scrollo, è il 338 759 2214. Quindi approfittatene adesso, linee assolutamente libere. Si tratta di una reale diretta, sono esattamente le ore 15 e 44 minuti primi. Va bene? Andiamo a rispondere. Allora, andiamo in diretta con l'anonima, pronto? Allora, posso sapere la tua città? Non ho capito. Ho detto da che città chiami? Pronto? Sì, ci sono. Ok, allora da dove chiami ho detto? Ho pensato un po' di io comunque al presente. Vuoi sapere del... Del mio futuro. Ah, del tuo futuro, perfetto. Ma in amore, lavoro, su che cosa? Dell'amore. L'amore? Amore. Sì. Mi dici gentilmente la tua data di nascita e la data di nascita del tuo innamorato, se ci sta? Allora la mia Sì. 9 8 Sì? 1976 Sì. e la tua il 30 gennaio 86. Perfetto. Quindi vuoi sapere tra te e questa persona se ci sarà continuità, ho capito bene? Veramente sì, cioè, se continua questa storia. Sì, avevo capito bene. Allora, senti, io mischio le carte, appena ti fa comodo mi dirai Cleo fermati, va bene? Va bene. Fermami quando vuoi. Mi fermo. Ok, allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, il 3. A 3. Il 3. Ascolta, allora io vedo questa storia, mi senti? Io vedo questa storia molto molto incarbugliata, nel senso che te hai dato tutto di te stessa a questa persona, hai dato, si può dire, il cuore, però vieni mal capita, sono stato chiaro? O meglio, ci sono delle persone di mezzo che stanno creando uno scombino a livello sentimentale tra te e questa persona. Ma non mi risulta. Eh? Non mi risulta. Cosa non ti risulta, scusami? Cioè, queste persone mi sanno... No, ci sono delle persone che creano scombino, cioè mettono malvedere, capito cosa quello sta a indicare, non altro. Però ti posso dire che ci sarà una continuità tra te e questa persona. Devi essere un pochettino, dal mio modesto parere, perché le carte mi danno positività, attenzione, però dovresti essere un pochettino più tu, dice, ma io già sono dolce abbastanza, questo lo sappiamo,
ma siccome sta persona sta attraversando un periodo un pochettino nervoso, un pochettino di agitazione, dove non sa nemmeno lui cosa vuole dalla vita, parliamoci chiaro, allora devi essere un pochettino più tu a portarlo per mano. Sono stato chiaro? Quindi, per mio modesto parere, è dalla lettura di carte che io ti sto andando a vedere, vedo turbamento, c'è qualcosa che turba questo rapporto, però ci sarà continuità. Ok? Ok, va bene. Io ti ringrazio per la tua gentilezza di avermi chiamato, va bene? Grazie. Ciao, stammi bene, ciao, ciao, ciao. Ciao. E ringraziamo l'amica anonima che ha chiamato in diretta. Come vedete è semplicissimo, basta dire sono un'anonima. Io non voglio sapere il vostro nome. Basta dire sono un'anonima, un anonimo e voglio sapere per questo o per quello. Io vado a formulare una validissima lettura per il vostro problema. Potete chiedermi per l'amore, potete chiedermi per lavoro, basta che non mi chiedete per la salute, perché per la salute non posso, perché non sono un medico. Per la salute esistono i medici. Quindi, essendo che non sono un medico, non mi chiedete per la salute. Chiedetemi per qualsiasi cosa, ma non per la salute. Allora, le linee ritornano libere per coloro che vogliono una consulenza con il sottoscritto, il Santone di Avella. Quindi chiunque abbia bisogno di chiedermi qualcosa lo può fare in questo istante. Lo può fare in questo momento. Ok? Le linee sono libere e potete chiamare adesso. Vediamo chi chiama. Il numero da formulare, ripeto, è il 338 759 2214, quello che vedete nello scrollo. Basta telefonare, andare in diretta e dire sono un'anonima o un anonimo. Non voglio sapere il vostro nome, in modo tale di rimanere riservati e in forma anonima. Volevo ringraziare la Mediaset che poc'anzi mi hanno chiamato per la trasmissione di Quinta Colonna, ospite lì a Quinta Colonna, ma dobbiamo trovare un accordo, quindi vi terrò informati se ci andrò oppure no. L'invito è stato fatto, io ringrazio la Mediaset che si occupa del sottoscritto e sta cosa è da valutare. Allora, ricordatevi che questo è il mio la mia pagina ufficiale, quindi per le persone che vogliono mettere un mi piace lo possono fare su il Santone di Avella Sensitivo, la mia pagina ufficiale. Questa è una trasmissione di cartomanzia e veggenza dove tutti potete accedere per avere una consulenza. Per sapere, per scoprire, per capire, questa è la trasmissione adatta per una consulenza di cartomanzia.
in mia compagnia all'incirca un'oretta. Vediamo quando manca un bel po' ancora. Cartomanzia e veggenza è il titolo di questa trasmissione. Allora, vediamo un poco. Io sono qui a vostra completa disposizione. Volevo fare un caro saluto agli amici di SMAV TV, la TV che trasmette, sarebbe questa qui poi, che trasmette musica, cartomanzia e tutto quanto, sempre live su Facebook, dove tutti coloro che vogliono una consulenza di cartomanzia possono in questo istante farla. Buon pomeriggio a te Rosario Cortese, buona giornata, buon pomeriggio e tantissima fortuna. Di vero cuore da parte mia. Salutiamo anche tutto il gruppo di WhatsApp di SMAV TV. Un caro saluto ragazzi e ragazze che fate parte di questo meraviglioso gruppo. Io ripeto sempre che ogni giorno da questo momento, da quest'oggi, ogni giorno alle ore 15 potete vedermi in diretta TV e ogni sera alle ore 23 più o meno all'incirca potete sempre seguirmi su questa stessa emittente live su Facebook. Quindi ogni giorno dalle 15 alle ore 16 e poi alle ore 23 fino a mezzanotte potete seguirmi. Ok? Vediamo allora chi desidera parlare con me. Ancora una decina di minuti per questa diretta. Dopodiché ci sentiremo questa sera. Questa sera alle ore 23 in punto, va bene? Ripeto, per gli interessati potete chiamare. Chi non è interessato a questa trasmissione, non mettete commenti strani. Per voi che fanatici della religione, perché io sono cattolico e sono un religioso, non vado in chiesa per miei motivi, che non posso stare qui a spiegarvi. Però voi fanatici, perché ci sono i cattolici fanatici, malati di testa, che a volte commentano le mie trasmissioni. Io vi dico, non fatelo, seguite il vostro cammino spirituale, perché, ripeto, la preghiera, la religione, chi è fanatico in questo aiuta, vi aiuta, per carità, non vi dico di no, però non commentate con strani commenti da, che vi devo dire, da vergognarsi a leggerli, veramente da vergogna. Quindi ognuno nella vita fa quel che vuole e crede ciò che vuole. Io non ho niente contro i religiosi, non ho niente contro la religione, non ho niente contro la Chiesa. Ognuno fa quello che vuole, ognuno fa la sua scelta di vita.
Quindi per i miei fedeli, per le mie persone che mi credono, anch'io do una mano, un aiuto spirituale a modo mio. Tutto qua, è semplicissimo. Ok? Questo volevo dirvi, niente di che. Ripeto, allora stasera alle ore 23 sarò di nuovo in diretta con voi, un'oretta, non più di un'oretta. Quindi per le persone che vogliono contattarmi in diretta o in privato lo possono fare, perché questa qui è una trasmissione in diretta. Dopo la trasmissione potete seguirmi, potete chiamarmi in privato per le vostre problematiche. Io ripeto ancora, mi occupo di faccende di coppia, problemi sentimentali, di ritorni e così via. Quindi per coloro che vogliono capirci di più possono contattarmi in privato. Mancano una decina di minuti più o meno alla fine di questa trasmissione, questi 10-15 minuti ancora. Vediamo chi desidera parlare col sottoscritto. Le linee sono libere al momento. Noi aspettiamo per le prossime chiamate. Il numero da chiamare è quello che vedete sopra impresso, il 338 759 22 14. Vediamo chi desidera avere una consulenza col sottoscritto. Chi vi sta parlando è il Santone di Avella, qui presente, non uno qualsiasi. Questo lo voglio precisare perché poi qua siete abituati a fare un'erba e un fascio. Chi non mi conosce può scoprire il mio cammino esoterico su YouTube, basta scrivere su YouTube il Santone di Avella. Così capirete chi sono e cosa faccio. Va bene? Questo è il motivo. Il numero da chiamare è quello che vedete in sovraimpresso, il 338 759 22 14. Potete chiedermi qualsiasi cosa in amore, lavoro, problemi di coppia. Ciao Antonietta, un bacio. Basta che non mi chiedete per la salute, perché ripeto, non sono un medico e essendo non essere un medico non posso parlare di salute, per questo ci sono i medici. Mancano pochi minuti al termine, vediamo se prendiamo qualche altra telefonata. Potete rimanere nell'anonimato, ripeto, o chiamare dopo la trasmissione. Problemi di coppia oggi all'avanguardia, ci sono tanti. Ci sono tantissimi problemi di coppia, se a ordine sentimentale, perché veramente non si capisce più niente, sia nell'uomo che nella donna. La verità è che non sanno cosa vogliono, sia l'uomo che la donna.
non sanno loro stessi cosa vogliono dalla vita. Questa è la realtà, che mi fa? Allora, siamo quasi giunti al termine, ragazzi. Io vi saluto, chi desidera parlare con me da questo momento in poi lo può fare chiamandomi in privato. Privatamente potete chiamarmi adesso. Io vi saluto e mi raccomando, questa sera alle ore 23, sempre in diretta, con Cleo il Sandone di Avella. Un abbraccio a tutti, vi aspetto in privato.